Buonasera a tutti, benvenuti all'Ippodromo del Savio di Cesena, prossimi allievi partecipanti alla prima corsa, al premio Montereale. Confronto per femmine di 2 anni debuttanti. Si comincia con le ragazze che approcciano per la prima volta la pista, l'1 I Love Mom GPD, 2 Ice Girls Life, 3 Indica Jet, 4 Icnusa Matley, 5 Ironia, 6 Yalmaz Indal. Macchina inizia ad accelerare. Partite. Veloce Icnusa Matley che prova a installarsi al comando. Al suo interno Ice Girls Life, al largo Ironia. Si imbocca la prima curva con Ice Girls Life che rientra a Icnusa Matley, si installa al comando. Al largo Ironia. Poi ancora Indica Jet che precede Yalmaz Indal, alla retroguardia I Love Mom GPD. 15 per i primi 200 metri di corsa da parte della figlia di Langdon Griff che Roberto D'Alessandro ha portato subito a condurre mentre avanza allo scoperto Indica Jet. 400 metri in 36 per la battistrada. Indica Jet si propone in avanti sulla curva di sinistra. All'attacco di Ice Girls Life, le due vanno in lotta dopo 600 metri di corsa molto vivi in 46,3. Si viene sotto alle tribune. Ice Girls Life in vantaggio, Indica Jet si deve adeguare di fuori, alla corda rimane Icnusa Matley, poi Ironia che va a prendere la seconda pariglia, quindi ancora Yalmaz Indal. 1,1,6 per la metà gara sul piede dell'1,17 al chilometro. Ice Girls Life continua in vantaggio, seconda alla corda Icnusa Matley, di fuori Indica Jet, in pariglia Ironia. Chilometro passato in 1,18 da Ice Girls Life che prosegue in vantaggio, di fuori sul passo lavora Indica Jet che si porta in scia Ironia e si vanno così a completare anche i 200 metri della retta opposta alle tribune con la leader che continua a provare a ribattere all'attacco di Indica Jet. Ice Girls Life sempre in vantaggio, Indica Jet che attacca, si appoggia in corda Ironia a metà della curva conclusiva. Ice Girls Life continua a cercare di difendersi da Indica Jet che sul passo insiste al suo esterno, all'ingresso della dirittura d'arrivo. Ice Girls Life è in vantaggio, Indica Jet ci prova ancora, poi Ironia e Yalmaz Indal che finisce forte. Ice Girls Life è in vantaggio nei confronti di Indica Jet, finisce forte Yalmaz Indal. Ice Girls Life sempre in vantaggio su Yalmaz Indal. Ice Girls Life vince a media di 1,18,6. È lei la prima vincitrice del Savio di Cesena dei 2 anni di quest'estate. Roberto D'Alessandro ne è il preparatore e il guidatore con preciso percorso di testa. I colori di Emanuele Siragusa portano al palo la figlia di Langdon Griff che in coast to coast si viene ad imporre nei confronti di Yalmaz Indal che finisce molto forte, fa un debutto promettente. Di fuori Indica Jet si deve accontentare del terzo posto. 2, 6, 3 in numeri l'arrivo della prima. Ice Girls Life e Roberto D'Alessandro sono i primi vincitori delle corse dei cavalli di 2 anni.